ragazzi, oggi è domenica 31 gennaio, stiamo andando verso Misurina e siamo alla fine di San Vito adesso, stiamo andando verso Cortina, da Cortina andiamo su Altre Croci e andiamo a Misurina. Dunque, non c'è tanta gente in giro, anche se è carnevale, speriamo che su al ristorante, perché vi volevo dire anche che è mezzogiorno e 20, quindi sì, è un po' tardino per muoversi, comunque speriamo ci sia posto. Oggi ho la compagnia, ovviamente, avrete capito, c'è anche lui, con i suoi occhiali super riflettenti color blu. Vabbè, comunque, oh, si fa vedere, cioè è un miracolo. Va bene, dai, andiamo verso Misurina e vi riprendo anche magari il panorama, il paesaggio, qualcosa, insomma, come il mio solito. Abbiamo notato che non c'è gente, cioè qui giù a Riogere non c'era nessuno, cioè il parcheggio mezzo vuoto, nessuno che va a sciare. Guarda che sì, c'è la neve qua su, però secondo me è troppo caldo anche oggi. Non so quanti gradi sono, ma non va il coso. No. È caldo, cioè almeno siamo in macchina, quindi non si sa. Comunque io presumo sia caldo perché c'è acqua sulla strada, quindi vuol dire che sì, c'è tanta acqua. Niente, stiamo arrivando su Altre Croci con calma e è mezzogiorno, meno un quarto all'una. Sì dai, meno un quarto all'una, siamo a Altre Croci. Qui è dove eravamo partite io e Francesca per andare su al lago di Sorapis. Proprio qui. C'è la stradina che va di là, che non c'è perché c'è la neve, ma insomma. Ah, c'è la pista di fondo qui, non vi ho detto. Comunque, adesso si scende, si arriva a Bivio, si risale, si va a Misurina. Quello è il ristorante dove dobbiamo andare, il Queens, però mi sa che è un po' pieno. Che altro dobbiamo vedere se c'è parcheggio. Vabbè, è tutto pieno. No, già visto. Già visto? Vedi che qua non si può, è moto. Non da preoccuparti. A parte che la via anche c'è posto. Sì, io ti ho detto che io ho già visto il parcheggio. C'è la gente sul lago, la vedete? Madonna, ha già trovato parcheggio. Mostra. Ho detto io. Oh, mostra, ha trovato parcheggio! Guarda qua il mio bocce. Appunto. Niente, adesso si scende, c'è un raggio di sole, ma un raggio. C'è la gente che cammina sul lago. Sì che voglio andare anch'io sul lago a camminare. Io no, Ho il sicuro. terrore di caderci dentro, però se ci camminano vuol dire che si può, no? Ma io non vado neanche se mi paghi oro dentro il lago. Mi Sì, spiace. andiamo dentro il lago. No, vai tu dentro il lago. Dentro. No, vai tu. Abbiamo il numero 3, quindi dobbiamo aspettare perché ovviamente è sempre pieno. Quindi niente, questo è il sito web se volete andare a vedere. Abbiamo mangiato, siamo usciti, siamo sul lago, solo che non riesco a tenere gli occhi aperti perché c'è la neve e il sole.
neve, sole e occhi chiari non vanno d'accordo. Oh mamma mia. E c'è un'arietta freschetta, Comunque abbiamo mangiato. Tu hai mangiato bene? Sì, dai, no. Ah, ecco. Ho mangiato di peggio. Ho mangiato. Sì, hai mangiato di peggio. Io, i miei gnocchi, che erano quelli alla zucca, ce n'erano abbastanza di crudi. Quindi, insomma, non è ottima la cucina. Poi hanno fatto appunto gli gnocchi di zucca, che secondo me erano quelli comprati, con un condimento fatto di scamorza, e quella ci sta. Però la metterai ben con il burro fuso, la scamorza. No, ci hanno messo l'uovo dentro, ma io non ho mai visto condito con l'uovo. Vabbè, lasciamo perdere. E I miei erano buoni. tu erano buoni, i miei facevano schifo. Non erano cattivi, però non è così che si condiscono. Oddio, qui c'è acqua. Ecco, se vai giù dopo, tocca portarti per nuovo. Aiuto. Non buttato anche neve. Ok, qui si sta sciogliendo tutto. Mi fa un po' impressione. Vabbè. Lì stanno premiando la via in fondo, dove parte la pista da sci. Stanno premiando non so che gara, probabilmente qualcosa che riguarda mountain bike, ecco, sì. Quelle mountain bike da neve che hanno le ruote grossissime. Ne abbiamo viste 2 prima. Va bene. E queste sono le montagne. Dietro di noi ci sono le 3 cime, si vedono solo 2 cime, ma insomma. Vabbè. Aiuto. Sì, quasi. Sta brontolando perché ce l'ha su con il cuoco del ristorante, perché gli ha cambiato canale alla televisione. E allora è quella che ancora ce l'ha su col cuoco, anche se siamo già usciti. Vabbè, così. Perché c'era una gara di sci in televisione e stava guardando quella lui. E allora ha chiesto al cameriere se poteva cambiare di nuovo canale, perché il cuoco si era messo a guardare tennis, cosa del genere. E quindi il mio moroso ha chiesto se poteva cambiare di nuovo canale, finire di vedere la gara di sci. E il cameriere è arrivato e gli ha risposto che era una gara di ieri e quindi ha cambiato canale. Ma scusa, lascia quella, finisce, poi infatti dopo un po' è finita anche, cioè aspetta che finisca, cambi canale almeno. No, c'aveva la televisione anche di fianco e poi l'aveva lasciata la gara però. Appunto, aveva un'altra televisione il cuoco lì di fianco, per cui poteva cambiare quella vicino a lui e quell'altra lasciare la gara di sci. Dopo c'è anche gara di patinaggio dopo. Sì, vabbè, guarda, così è. Allora ancora qua che brontola. Cosa facciamo adesso? C'ho il fiatone e non sono più abituata a camminare. Andiamo sulle tre cime adesso. Sì, andiamo alle 3 cime. Sì, dai, tu c'hai le scarpe giuste, anch'io ho le scarpe giuste. Sì, ho le scarpe con la zeppa. Di sicuro vado sulle 3 cime. Lui ha le ciabatte. Si vedono, sì. Ecco, quindi abbigliamento montanaro. Ci sono i bambini che si divertono in mezzo al lago. Va bene, dai. Alla fine non abbiamo neanche aspettato tanto per mangiare. Siamo arrivati a casa, sono le 3:15, però c'è freddo qua dentro, riscaldamento a 22 e il massimo dei gradi sono 16, quindi vuol dire che non scalda niente. C'è poco da fare, non scalda, c'è un freddo qua dentro. Io ho messo a 22 riscaldamento, deve fare 22 gradi in casa, no farne 16, 12. Non mi pare una cosa proprio giusta così. Vabbè, mi cambio e
Basta, io ho soldo. Panna, hai fame? Sì, Panna ha fame. Strano, non vi dico mai che Panna ha fame. Praticamente in ogni video. Adesso le preparo la pappa. Su, Panna, brava. Il piccolino si deve ancora alzare, è ancora nel suo cestino davanti al termosifone. Ah, si è alzato adesso, ecco. Ma era proprio stanco. Panna. Niente, il video si conclude qui per oggi, è un piccolino corto, ma insomma spero vi abbia tenuto un po' di compagnia come video. Adesso ho anche roba fuori stesa, la metto in casa e la tiro dentro e faccio fuoco perché fa troppo freddo e basta, staremo in relax totale perché io ho sonno, lui anche, quindi io vi ringrazio per aver guardato il video e vi saluto, vi aspetto al prossimo. Ciao!